Fin dalla mia infanzia ero stato notato per la docilità e l'umanità del mio carattere. La mia tenerezza di cuore era tanto manifesta da rendermi oggetto di beffe da parte dei miei compagni. Volevo bene soprattutto agli animali e con loro trascorrevo la maggior parte del mio tempo. Questa particolarità del mio carattere crebbe con l'età. Mi sposai presto e fui felice di trovare in mia moglie una disposizione non incompatibile con la mia. Avevamo uccelli, pesci rossi, un bel cane, conigli, una scimmietta e un gatto. Quest'ultimo era un animale di notevole grandezza e bellezza, completamente nero e di un'intelligenza stupefacente. Pluto, così si chiamava il nostro gatto, era il mio preferito, il mio compagno di giochi. La nostra amicizia durò così vari anni, nel corso dei quali il mio temperamento e il mio carattere andarono radicalmente alterandosi in peggio. Ero divenuto più scontroso, più irritabile, più irriguardoso dei sentimenti altrui. Il mio male s'aggravava. Quale male è infatti paragonabile all'alcol? E alla fine anche Pluto cominciò a provare gli effetti del mio pessimo carattere. Una notte, tornando a casa ubriaco fradicio, mi misi in mente che il gatto cercasse di evitare la mia presenza. Lo afferrai. Spaventato dalla mia violenza, mi fece sulla mano una piccola ferita con i denti. All'istante mi invase la furia di un demonio. Presi dal taschino del mio panciotto un temperino, lo aprì, afferrai la povera bestia per la gola e le feci saltare un occhio fuori dall'orbita. Quando la ragione tornò col mattino, provai un sentimento misto di orrore e di rimorso per il delitto di cui mi ero reso colpevole. Nel frattempo il gatto era lentamente guarito e poi sopravvenne, quasi come finale ed irrevocabile caduta, lo spirito della perversità. Una mattina, a sangue freddo, gli feci scivolare un cappio attorno al collo e lo impiccai sul ramo di un albero, con le lacrime che mi sgorgavano dagli occhi, perché sapevo che mi aveva amato. Nella notte che seguì il giorno di questo crudele misfatto, venni svegliato nel sonno dal grido «Al fuoco!». Le cortine del mio letto erano in fiamme, tutta la casa ardeva, la distruzione fu completa. Il giorno dopo l'incendio visitai le macerie. Tutti i muri erano crollati, ad eccezione di uno. Mi avvicinai e vidi come scavata dentro la bianca superficie l'immagine di un gigantesco gatto. C'era una corda al collo dell'animale. La mia meraviglia e il mio terrore furono enormi. Per mesi e mesi non riuscii a sbarazzarmi del fantasma del gatto. Una notte, mentre sedevo mezzo istupidito in una taverna più che malfamata, la mia attenzione fu attratta da una cosa nera che stava sopra una delle grandi botti. Mi avvicinai. Era un gatto, grandissimo. Continuai ad accarezzarlo e quando mi preparai per tornare a casa, l'animale dimostrò di essere disposto ad accompagnarmi. Quando fu in casa si trovò subito a suo agio e divenne immediatamente il beniamino di mia moglie. Da parte mia, notai ben presto che in me stava sorgendo un'antipatia per l'animale. Quel che aumentò il mio odio fu la scoperta che, come Pluto, anch'esso era stato privato di un occhio. Di giorno la bestia non mi lasciava solo per un istante e durante la notte mi svegliavo di soprassalto, ad ogni ora, da sogni pieni di indicibile angoscia, per sentirmi sul viso il fiato caldo di quella cosa e il suo immenso peso, un incubo notturno incarnato che non avevo la forza di scrollarmi di dosso, mi gravava eternamente sul cuore. Pensieri malvagi divennero i miei soli compagni, mentre la mia rassegnata moglie era la vittima più abituale degli scopi di una furia alla quale io ora mi abbandonavo ciecamente. Un giorno mi accompagnò nella cantina della casa che ora la nostra povertà ci costringeva ad abitare. Il gatto mi seguì giù per quei ripidi scalini e facendomi quasi cadere mi esasperò sino alla follia. Sollevando un'ascia diresse sull'animale un colpo che sarebbe stato fatale se si fosse abbattuto come volevo. Ma il colpo fu fermato dalla mano di mia moglie. Spinto da questo intervento in una rabbia più che demoniaca, liberai il braccio dalla sua stretta e affondai l'ascia nella testa di lei. Ella cadde morta sul posto, senza emettere un gemito. Immediatamente mi misi all'opera per nascondere il corpo. Decisi di murare il cadavere nella cantina. Con l'aiuto di una sbarra di ferro scalzai facilmente i mattoni e, avendo accuratamente sistemato il corpo contro il muro, lo puntellai in quella posizione. Quindi, senza troppa fatica, rimisi a posto come prima l'intera struttura muraria. Quando ebbi finito,
Vidi con soddisfazione che tutto andava bene. Il mio passo successivo fu quello di cercare la bestia, che era stata la causa di tanta sciagura. Ero fermamente deciso ad ucciderla. Passò il secondo, il terzo giorno, e il mio tormentatore non compariva. Tornai a respirare come un uomo libero. Mi vennero poste delle domande, alle quali risposi con disinvoltura. Il quarto giorno dopo l'assassinio, una squadra della polizia piombò inaspettatamente in casa e procedette di nuovo a un rigoroso esame dei luoghi. Bruciavo dal desiderio di dire una sola parola, in segno di trionfo. Non lasciarono nessun angolo inesplorato. Ridiscesero in cantina. Non un muscolo tremava in me. «Signori», dissi infine mentre la squadra già saliva i gradini, «sono felice d'aver alleviato i vostri sospetti. Tra parentesi, signori, questa è una casa assai ben costruita». In un atto di frenetica millanteria colpì fortemente con un bastone che tenevo in mano proprio su quella parte dell'opera muraria dietro la quale stava il cadavere. Una voce mi rispose dall'interno della tomba, un lamento, dapprima velato e interrotto, come il singhiozzo di un bambino, che ben presto diventò un grido prolungato, assolutamente anormale e inumano. Poteva venire soltanto dall'inferno. Sentendomi mancare, traballai sino al muro opposto. Il momento dopo una dozzina di braccia robuste s'abbatterono contro il muro. Il cadavere stava in piedi, dinanzi agli occhi degli spettatori. Sulla sua testa, con la rossa bocca spalancata e l'unico occhio di fiamma, sedeva l'orrenda bestia. Avevo murato il mostro nella tomba.